Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Saranno decisivi gli incontri tra Stato e Regioni di questo pomeriggio per definire le regole per la zona bianca, in cui il Friuli Venezia Giulia dovrebbe rientrare a partire dalla settimana prossima, dal 1° giugno. Il Presidente della Regione della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in visita all'Halifax di Nimis, smentisce la decisione di mettere il coprifuoco a mezzanotte. Siamo aperti al confronto, dice. L'obiettivo è aprire il più possibile senza però rischiare nuovi focolai. Ascoltiamolo. Presidente, oggi in visita all'Halifax, una delle eccellenze magari nascoste della nostra regione. Sì, ma per quello bisogna farle conoscere, perché abbiamo veramente punti di eccellenza produttive che hanno saputo crescere in questi anni ed affermarsi nel mercato, quindi sono contento di essere qui oggi perché voglio portare anche la testimonianza dell'apprezzamento dell'amministrazione regionale per chi crede in questo territorio, dà opportunità di lavoro e investe. Oggi giornata importante per capire quale sarà il futuro della regione con la zona bianca rafforzata. Ieri si era sparsa la voce che fosse previsto un coprifuoco a mezzanotte, così non è. Sì, ma non esistono ipotesi neanche di zone bianche rafforzate. Noi adesso dovremmo fare la conferenza delle regioni questo pomeriggio. Decideremo quali misure mettere in campo tutti insieme, perché mi piacerebbe che ci fosse un coordinamento, perché allo stato attuale il decreto non prevede nulla e quindi su questo lavoreremo, ma senza le indiscrezioni che ho letto ieri su alcuni mezzi di cui non ho nessuna conoscenza, e spero che il Presidente della Conferenza venga avvisato prima delle decisioni prese. Esatto, questo è importante da ricordare, in questo momento la zona bianca non prevede alcuna limitazione. Esatto, ma noi penso lavoreremo nella direzione ovviamente di favorire maggiori riaperture rispetto alla zona gialla. Qualche punto su cui insisterete in particolare? Ne discuterà la conferenza, quindi non voglio prendere posizioni prima che tutti i presidenti si esprimano, però stiamo già lavorando in queste ore e penso che troveremo facilmente una quadra condivisa tra tutte le regioni italiane. Resta però molto importante il tema delle vaccinazioni. Quello è fondamentale e mi auguro che le adesioni crescano sempre di più. Noi abbiamo aumentato moltissimo la capacità vaccinale, noi ormai regolarmente siamo ampiamente sopra i target dati a livello nazionale, quindi il Friuli Venezia Giulia, per la sua quota ovviamente, garantisce ben di più delle 500.000 vaccinazioni giornaliere. Vogliamo continuare in questa direzione e a breve coinvolgeremo anche le imprese perché possano collaborare anche loro ad ampliare ancora di più il numero dei vaccini e soprattutto di chi può vaccinare, così da fornire un servizio ai nostri cittadini e poter coprire prima di tutto e prima possibile la nostra popolazione. Il capoluogo friulano rende omaggio al pittore Giovanni da Udine, che disegnò il progetto della torre campanaria di Piazza Libertà e firmò diverse opere in città, con una rassegna che sarà ospitata nel piano nobile del castello dal 12 giugno al 12 settembre. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Piazza Libertà. Alle mie spalle vediamo la torre che è opera di Giovanni da Udine e proprio a Giovanni da Udine sarà dedicata una rassegna qui in città dal 12 giugno al 12 settembre. Con noi l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Parliamo del Giovanni da Udine partendo proprio dalla torre, no? Sì, perché lasciata Roma, dove aveva già ottenuto grandi successi, era stato molto apprezzato dal Papa innanzitutto, ricordiamo allievo di Raffaello Giovanni da Udine, ecco, la città decise di affidargli l'incarico un po' di urbanista, progettista e pianificatore dello sviluppo della città. Siamo in epoca veneziana, siamo un po' prima della metà del 1500 e tra le opere che lui ha proposte e poi sono state realizzate c'è appunto la torre qui dell'orologio di Piazza Libertà, ma c'è anche la fontana in Piazza Matteotti, c'è lo scalone, quello sul piazzale del castello lato nord, insomma sono delle opere importanti che danno segno dell'estrema capacità, ecletticità direi di quest'uomo. Disegnatore fin da piccolo, poi appunto apprezzato per le sue straordinarie capacità di riprodurre
quasi fotograficamente direi, fiori, frutti, piante. Abbiamo degli esempi appunto straordinari nelle volte della loggia della Farnesina, ma ci sono tanti altri esempi che vengono appunto della sua opera, che vengono proposti nella mostra che finalmente, dico perché dopo tanti anni Giovanni da Udine meritava una mostra dalla sua città, il Comune ha deciso di realizzare per una mostra importante per la quale io ringrazio anzitutto le curatrici, che sono la professoressa Caterina Furlan e la professoressa Liliana Candellutti, ma poi ringrazio tutto lo staff dei civici musei, perché ecco, a questo punto lo dico, finalmente apriamo questa mostra, perché questa mostra vediamo proprio come sarà articolata, sì. cosa, no, quali saranno gli edifici, che cosa presenterà, a parte io penso anche la visita guidata in città davanti ai monumenti, certo. davanti alle sue opere. Sì, allora la mostra presenterà appunto questo ventaglio della straordinaria capacità realizzativa di questo grande artista del Cinquecento, insomma, ecco. La mostra sarà ospitata al secondo piano, nel piano nobile del castello di Udine, ecco, e occuperà il salone del Parlamento e le 3 stanze accanto, quindi verranno momentaneamente tolte dalle esposizioni alcune opere e verrà ospitata questa mostra. Ci saranno delle opere e anche delle riproduzioni evidentemente di quello che lui fece, perché operò molto con affreschi e questi evidentemente non possono essere portati qui in mostra, però ci sarà tutta una serie di documentazione che danno conto della sua presenza viva in città. Ricordiamo la sua casa natale, abbiamo posto la targa giusto l'anno scorso all'angolo tra via Brenari e piazza Garibaldi. Ecco, abbiamo la casa dove visse in via Gemona e anche lì c'è una targa che ricorda la sua presenza qui, e fu molto amato Giovanni da Udine e quindi segnò con la sua presenza tanti luoghi della città, e ci saranno, come diceva giustamente lei, anche delle iniziative di visite guidate, visite artistiche, grazie alla collaborazione delle guide artistiche, che consentiranno di frequentare i luoghi dove lui visse ed operò. Ci tengo a dire che questa mostra è corredata di un catalogo molto bello che contiene anche studi di ricercatori e di esperti della vita e dell'opera appunto di Giovanni da Udine, che potrà essere acquistato presso il castello. Faremo la presentazione con le curatrici nei prossimi giorni e io spero che anche questa mostra consenta ai nostri concittadini, a coloro che ci stanno ascoltando, grazie sempre all'attenta disponibilità della vostra emittente, di frequentare il castello e di vivere questa atmosfera bellissima nel segno di Giovanni da Udine. Bene, appuntamento quindi al castello e appuntamento in città dal 12 giugno al 12 settembre con le opere di Giovanni da Udine. Restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto. Casanova di Tolmezzo ha salutato il passaggio del Giro d'Italia con un maxi murales. La cabina di e-distribuzione su cui è stato dipinto ed è stata inserita nel progetto di riqualificazione urbana Cabina in Rosa. È stata firmata da Roberto Obi Candotti. Ne avevo parlato nello speciale del Giro d'Italia di Telefriuli. Sentiamo la sua intervista. Siamo a Casanova di Tolmezzo, alla nostra destra la strada che tra poco attraverseranno i ciclisti e saranno salutati da questo bellissimo murales che appunto raffigura la maglia rosa. Con noi c'è Obi, Roberto Candotti, che l'ha dipinto, appunto chiediamo che cos'è questo murales. Allora, innanzitutto buongiorno. Questo murales qua è un graffito, insomma, rappresenta quella che secondo me è la visione non stereotipata di quello che è la montagna e di quello che è il ciclismo. Ovvero, su queste 3 pareti ho voluto raffigurare nella prima la fatica, ovvero ho puntato il fulcro della vista sulla contrazione del braccio e della gamba, che lavorando in sintonia fanno compiere questi atleti, questi sforzi immani e queste grandi imprese. La seconda parola chiave è la memoria, ovvero
quello che non ci si può dimenticare di questo sport, dove è raffigurato un Fausto Coppi sulla sinistra e sulla destra una persona che segue un altro ciclista ed è un elemento fondamentale di questo sport, che è il tifo. Il tifo, in mano appunto questo tifoso ha una bandiera, in quanto questi corridori diventano simboli di intere nazioni, mentre nella terza e ultima ho voluto, la parola chiave appunto era la salvaguardia, ovvero rappresentare quello che ci circonda, la bellezza della nostra Carnia, raffigurata con due elementi, della flora e della fauna, un fiore, la regina delle Alpi, e un'ape, l'ape carnica. Quello che si può notare sono che lo stesso disegno è raffigurato con due colori, cioè un colore in bianco e nero. Il colore sta a significare quello che è il presente, mentre il bianco e nero sta a raffigurare quello che potrebbe essere il futuro. Se non salvaguardiamo quello che ci circonda, quello che potrebbe presentarsi nel nostro futuro potrebbe essere solo un ricordo sbiadito. Un ricordo in bianco e nero. Ricordiamo che questo è un progetto di e-distribuzione. Esattamente, ringrazio e-distribuzione per avermi dato la possibilità appunto di dipingere questa cabina e di far parte di questo progetto, che ormai è il terzo anno, che si chiama Cabina in Rosa. E niente, ringrazio vivamente. Insomma. E oggi la maglia rosa passerà di qui e vedrà un'altra maglia rosa raffigurata da te. Come ti fa sentire questa? Beh, bello, mi sa che ovviamente verrò a vedere qui il giro e probabilmente se ci riesco a fotografare la maglia rosa vera sotto la mia maglia rosa, sarà una bella emozione. Piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. È stato presentato questa mattina a Feletto Umberto di Tavagnacco l'innovativo progetto Stivi, il nuovo servizio per la transizione, l'inclusione e la vita indipendente. Al taglio del nastro anche il direttore generale dell'ASUFC Denis Caporale e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. L'hanno seguita per noi Paola Treppo assieme a Martina Beraldo. Siamo proprio con il vicegovernatore che si è da poco vaccinato per presentare un progetto di inclusione. Di cosa si tratta? Beh, è uno degli spazi innovativi che interpreta l'integrazione sociosanitaria, un'iniziativa importante che l'azienda fa in collaborazione col Comune di Tavagnacco e che consentirà di affrontare il tema della disabilità, consentendo alle persone di avere una prospettiva di indipendenza e di inclusione. Un fatto importante, questo trasforma la cultura tipica importantissima dell'aspetto sanitario, ma afferma il principio sociosanitario, che è la cosa importante e consente anche alle persone di andare verso una vita indipendente. E vediamo di che struttura si tratta insieme al direttore generale dell'azienda sanitaria. Questa è una struttura che è in grado di accogliere non tantissime persone, ma è in grado di accogliere delle persone che in questo momento hanno bisogno di servizi diversi rispetto al passato. Qui i ragazzi apprendono come vivere in autonomia e come gestire la propria giornata sia presente ma anche futura, nel senso che questo è un dopo di noi accelerato rispetto ai progetti su dopo di noi già presenti sul nostro territorio. La struttura è in grado in questo momento di accogliere 5 ragazzi, che 3 di quali sono qui presenti assieme a noi oggi, però devo dire che può accogliere anche più persone. Nata in collaborazione naturalmente con i servizi per la delega che in questo momento sono esercitati dall'azienda sanitaria, in collaborazione anche con la cooperativa che gestisce una parte di questi servizi. Servizio innovativo che spero possa essere riproposto anche su altri territori della nostra azienda. Come ti sembra questa nuova casa? Mi sembra molto bella, mi piace molto come è fatta, gli educatori sono molto bravi con noi, sono sempre disponibili, molto bravi, molto disponibili a insegnare nuove cose ai ragazzi. Quindi questo mi rende molto felice durante il giorno, quindi sì. Sindaco, una struttura importante per Tavagnacco, tra l'altro baricentrica rispetto alle esigenze di questi ragazzi.
Assolutamente una struttura importante che è frutto della collaborazione con l'azienda sanitaria e del rapporto che abbiamo con l'azienda sanitaria da anni strutturato e proficuo. È una struttura, diciamo, che consente l'impiego, l'utilizzo di questi locali nel migliore dei modi possibili. Questo è veramente mettere a rendimento, a frutto questi locali che erano i vecchi locali dell'ambulatorio di Feletto del distretto sanitario. Oggi diventano la casa delle autonomie, cioè la casa dove questi ragazzi imparano a vivere da soli, e questo è estremamente importante per tutta la comunità. La nostra comunità li ha accolti molto volentieri. Sono qua in un posto centrale a Feletto, vicino alla Cor di Felet, dove hanno la possibilità di trovare un sacco di servizi, un sacco di opportunità, e soprattutto anche di essere a 2 passi dal comune, perché la nostra collaborazione non consiste soltanto nel mettere a disposizione i locali, ma nel creare con la loro comunità un rapporto virtuoso, per cui noi ci aspettiamo sicuramente di ospitarli, di collaborare e di usufruire anche delle competenze che loro metteranno a disposizione di tutta la comunità. Di Tavagnaco Moreno Liruti, a voi studio. 4 esperti friulani della Giantris Foundation sono stati chiamati in Toscana da un frate francescano, scoprendo e misurando così l'abete bianco più alto d'Italia. Si erge vicino al santuario di Laverna. È stato un frate francescano, Fra Valerio, a contattarli, convinto che tra i maestosi abeti bianchi presenti nella foresta di Laverna, in Toscana, potesse esserci l'albero autoctono più alto d'Italia, e non si sbagliava. Andrea Maroè, tree hunter internazionale, e il suo team di arboricoltori tree climbers sono partiti dal Friuli alla volta delle terre di San Francesco, certificando che proprio lì si erge, con i suoi 51 metri e 85 centimetri di altezza ed una circonferenza di 5,22 metri, il gigante autoctono che più di tutti in Italia si avvicina al cielo. Si stima che abbia 300 anni. La spedizione della Giantris Foundation è stata ricca di emozioni. È successo proprio 2 giorni fa, siamo appena rientrati ed è un albero veramente imponente, è un abete bianco, sfiora i 52 metri ed è in un posto stupendo. È il santuario di Laverna, santuario francescano, e proprio per cercare questo albero che fino a 4 anni fa era un altro abete, la Ves del Principe in Trentino, sempre sui 52 metri, che però è caduto appunto durante un temporale. Per cercare questo albero siamo stati contattati proprio da un frate francescano, Fra Valerio, che aveva un po' il pallino di misurare gli alberi, e quindi ci ha detto: venite a misurarlo perché ho trovato il sostituto dell'abete più grande d'Italia. Allora, ricordiamo intanto il luogo, che è un luogo particolare, sono i luoghi di San Francesco. A Laverna c'è la camera, la famosa camera di San Francesco. In questo luogo, in questo ambiente, come vi siete mossi? Beh, sicuramente si respira un clima molto particolare. In questo momento appunto c'era ancora pochissima gente, proprio perché siamo partiti subito appena è stato possibile muoversi. E quindi la foresta era anche piuttosto vuota, e abbiamo potuto arrampicare e misurare i 3 alberi più grandi nelle 3 vallette, quindi comparando anche, vedendo quello che effettivamente era il più grande. Diciamo che 2 sfioravano i 50 metri e uno effettivamente è arrivato a 52 metri, quindi una misura veramente notevole per questo albero. Ricordiamo che appunto un po' di anni fa abbiamo scoperto anche quello che in realtà è l'abete bianco più grande attualmente al mondo, in Montenegro, e questo sfiora invece i 60 metri. Però questo è comunque un bel signor albero, fa 5,50 metri di circonferenza, a petto d'uomo, quindi non alla base, è ancora più grosso, e si erge appunto all'interno di questa valletta. Ha perso la punta già 3 volte, e quindi probabilmente c'è stato un momento in cui era anche più alto, e adesso ha formato quello che si chiama appunto un nido di cicogna, quindi le nuove punte di sostituzione chiudono l'apice dell'albero, e quindi bisogna proprio andarci fino sopra per individuare quella che è la più alta. In quanti siete partiti dal Friuli per andare alla scoperta di questo abete bianco? Il team era composto da 4 tra forestali, tecnici, tutti friulani, e siamo appunto stati ospitati nel santuario
un poco, io penso che ci abbia santificato, ci ha portato fortuna e quindi anche appunto come dicevano giustamente poi i frati, abbiamo trovato la bellezza proprio anche in cima a queste piante. Vogliamo far capire in qualche maniera a chi ci sta seguendo l'emozione che si prova nell'arrampicare un albero e nello scoprire poi che è il più alto d'Italia? Diciamo che nel momento in cui si misura forse non ci si rende neanche tanto conto, no? Perché c'è comunque la difficoltà di salire, i primi rami sono oltre i 30 metri, i primi rami buoni, quindi ci sono rami che si rompono, rami secchi eccetera, poi bisogna arrampicare questo gigante, si arriva in cima che si sta su dei rametti piuttosto piccoli, bisogna alzare questa bandierina e quelli a terra poi fanno calare giustamente il metro verticale e danno la misura. E in quel momento uno pensa di aver trovato una cosa importante, molto particolare, però devo dire che anche assapora un po', almeno io assaporo poi la pianta e quello che la pianta ci racconta, una pianta di oltre 300 anni, quindi è veramente emozionante poi essere lassù. Ma la storia che ci racconta lui, qui in cima a 50 metri, ci racconta e ci dice che già qualcuno oltre 40 anni fa è salito, probabilmente per curarlo, e ha tagliato dei rami che si erano rotti con una tempesta. E dopo questa tempesta l'albero ha rifatto nuove cime, sta costruendo quello che normalmente si chiama il nido di cicogna, proprio perché è una pianta vetusta, oramai ha finito di crescere in altezza e cerca di crescere in larghezza, dominando tutti gli altri alberi. Ha subito tempeste, fulmini, ma è piena di vita, della sua, di quella di licheni, di muschi, di animali, ci sono dei nidi salendo ed è veramente straordinario essere quassù. In Italia adesso questa è la pianta più grande, la pianta autoctona più grande, sicuramente ce ne saranno anche altre più nascoste. Però questa ha anche un'importanza storica, è in una foresta che da sempre è stata preservata per la sua naturalità e anche per la sua sacralità. E questa pianta ne è il simbolo. Lo monitorerete in qualche maniera questo albero e comunque qual è il suo stato di salute? Saltuariamente, diciamo ogni 2-3 anni si ritorna a misurare, si va a vedere come l'albero cresce. Lo stato di salute devo dire che è buono, pur avendo gli acciacchi di una vecchiaia, però passata appunto in un ambiente sereno, no? Per cui la pianta in questo momento sta bene, continua a crescere lentamente, però appunto dopo ogni 2-3 anni normalmente torniamo, rimisuriamo proprio per vedere anche come questi giganti crescono. Dietro di lui ci sono appunto gli altri due, di cui comunque uno piuttosto vecchio, quasi contemporaneo come età, quindi siamo sui 300 anni, invece l'altro, quello sui 49 metri, è ancora giovane, è un abete bianco che mantiene tutta la punta, quindi potrebbe in un futuro anche non molto lontano diventare proprio il più alto d'Italia di nuovo. A voi la linea termina qui, grazie alla regia di Tiziano Campigotto, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, buona giornata.